Settima corsa dall'Arcoveggio, il sottoclù della giornata, una bella categoria C che vede al via 9 concorrenti. Lo schieramento: 1 Vir del Ronco, 2 Tirole Angai, 3 Stargriff Italia, 4 Vamos OP, 5 Panfollia, 6 Tatanka OP, seconda linea 7 Tarantella Ferm, 8 Ultrasgriff, 9 Oscar Benal. Favori per Stargriff Italia: numero 3 Marco Stefani in sediolo. L'errore di Vir del Ronco mentre si lancia in avanti Stargriff Italia su Tirole Angai. Terza posizione per Ultrasgriff, ben partito dalla seconda linea. Intanto c'è l'errore di Tirole Angai, numero che sbotta 2 di Tirole galoppo Angui squalificato. dopo i primi 100 metri di gara, l'attacco della piegata, e così in vantaggio Stargriff Italia, 14-1 per i primi 200 metri. Seconda posizione rimane Ultrasgriff davanti a Panfollia e via tutti gli altri. Intanto il quarto in 29 per Stargriff Italia, che va via di lena. Quarta posizione lungo la corda per Vir del Ronco rimesso, mentre a largo avanza ora Tarantella Ferm. I 600 in 44,8. Davanti alle tribune continua la corsa di testa di Stargriff Italia nei confronti di Ultrasgriff. All'esterno Tarantella Ferm, poi Panfollia, ancora Tatanka OP e il resto dei concorrenti. Intanto 59,5 per gli 800 iniziali, cavalli che si avvicinano al chilometro, che la testa completa in 1,14,7. Tenta di riavvicinarsi nuovamente Tarantella Ferm, che va su Ultrasgriff, mentre Panfollia è in terza posizione lungo la corda. 500 alla conclusione, in Stargriff Italia in vantaggio, Ultrasgriff in schiena, poi Tarantella Ferm, Panfollia lungo la corda, a largo anche Tatanka OP. Si imbocca l'ultima curva con Stargriff Italia in vantaggio, Ultrasgriff in seconda posizione, Tarantella Ferm all'esterno che progredisce, seguita da Tatanka OP. Panfollia in terza posizione in corda senza spazio, retta d'arrivo con Stargriff Italia in vantaggio, Ultrasgriff che può optare per l'open stretch, a centropista Tarantella Ferm e poi Tatanka OP. Finale con Ultrasgriff che passa in open stretch ed è Ultrasgriff che vince nei confronti di Stargriff Italia, mentre per il terzo sono in linea Tarantella Ferm e Tatanka OP. 29,9 a chiudere, 1,14,5 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Ultrasgriff, che dalla seconda posizione in corda è scattato in open stretch per piegare Stargriff Italia nel finale, mentre per il terzo è probabilmente ancora Tarantella Ferm che si salva dal finale simultaneo di Tatanka e Vamos. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì 14 novembre.